Ora cerchiamo di capire come le due grandi potenze, gli Stati Uniti e la Cina, stanno affrontando l'emergenza climatica. In diretta il corrispondente Claudio Pagliara. Sì, con Joe Biden alla Casa Bianca gli Stati Uniti hanno ripreso la guida della lotta internazionale ai cambiamenti climatici. Primo atto, il rientro negli accordi di Parigi strappati dal predecessore Trump. Ad aprile Biden ha convocato un vertice, un summit sul clima con la partecipazione di una quarantina di leader del mondo, lo vedete. Poi ha annunciato in quella occasione un obiettivo molto ambizioso, il taglio del 50% delle emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Il surriscaldamento del pianeta è una minaccia esistenziale, dice Biden, del resto continuano a succedersi uragani e incendi sempre più devastanti, ma soprattutto la transizione al verde non solo un costo ma anche un'opportunità, ripete l'amministrazione americana, perché dalla transizione al verde si attendono milioni di posti di lavoro. Linea a Roma. E ora andiamo a Pechino con la corrispondente Giovanna Botteri.